Abbiamo davanti tempi duri e difficili dove ci vuole competenza e sintesi di misure e di interventi. Sono le prime parole pronunciate dal vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao durante la presentazione del documento di economia e finanza 2021-2023. Così non è immaginabile una ripresa del Sud. Se si accelerano le opere che sono già in corso, che sono solo allo stato degli studi di fattibilità, non andiamo molto avanti. Ci vuole un piano straordinario, ha poi aggiunto. Che manchi il ponte è un fatto evidente delle contraddizioni che restano sopite nelle questioni di governo, ma che invece restano del tutto attuali tanto che i governatori lo hanno reclamato come priorità assoluta per il Sud. Il Paese non riparte mandando al Sud gli effetti positivi del Nord, il Paese riparte se si fanno investimenti proprio nel Sud, altrimenti il divario si aggraverà. Allo Stato chiediamo investimenti in infrastrutture, porti e aeroporti. La gravissima crisi che sta attanagliando la Sicilia non si può affrontare né tantomeno superare con gli incentivi minimi o peggio ancora con sussidi. Serve un grande piano di investimenti. La cura all'Italia è stata fatta in modo omogeneo nel Paese come se il Paese non fosse diviso. È come se un medico avesse in cura due gemelle e ne visitasse solo uno perché la cura decisa per uno va bene anche per l'altro. Così è avvenuto. Con la legge di stabilità abbiamo adottato dei meccanismi di correzione. Accanto ad alcuni dati preoccupanti ci sono dati positivi come quelli sull'agenda digitale per il quale prevediamo di rafforzare ulteriormente gli investimenti. Se il lockdown fosse arrivato 3 anni fa, quando eravamo ancora all'inizio, per la Sicilia sarebbe stato un disastro. Non si sarebbe potuto fare lavoro a distanza, la formazione, i nostri figli sarebbero rimasti isolati. Oggi invece possiamo parlare di smart working e ancor di più di south working, ovvero vivere in Sicilia e lavorare in tutto il mondo grazie al digitale, la vera opportunità di sviluppo della Sicilia. Oggi la Sicilia, conclude Armao, è la regione con la maggiore copertura di connessioni nel resto del paese. Nell'isola il 74% delle famiglie è connessa alla banda larga.